Lui si sono stati per la seconda volta all'Unitre Piancé a parlare del piemontese. Lei aveva una bella accoglienza, roba cara Pampiasi, e allora direi adesso di argomenti che non trattare questa sera dedicata al piemontese. Insomma, a partire dalla grafia, non fai qualche esempio, lei dice che per imprendi a scrivere in piemontese, per noi altri parlare in piemontese, che piemontese appunto lo parlo da sempre, che è il caso tipico appunto del piemontese, hai 20 minuti a imprendi a scrivere e non è un design, perché quando uno capisce che i segni diversi del piemontese rispetto all'italiano sono maxes, e precisamente la O, che si scrive come la O italiana, però con l'accento greo, come col, fol, la U, che si scrive come la O italiana, come per esempio in Piemonte, che si scrive Piemonte, e due vocali turbati, che sono la U, per esempio tut, bru, che si scrive come la U italiana, la E, l'auto vocale turbata, come EU, che si scrive come in francese EU, la M smuta, la E, come del, E, che si scrive con la diatesi, come due puntini insieme alla E. E l'ultimo segno è la N faucale o velar, come luna, schina, che si scrive con il trattino dopo la lettera. Ecco, quando io capisco che i segni grafici fondamentali sono questi sei, in 10 minuti per imparare a scrivere piemontese. Poi capisco che per imparare a scrivere da bene va una vita e a basteria neanche, ma almeno per incamminare ai va tanto. Ma poi fai che citi esempi di scrittura del dialetto del post durante appunto le regole del piemontese. L'uomo parla di libera, da riviste, da associazioni e poi sente il post la dispensa che lei consegna ai partecipanti. L'uomo ha appena su due bellissime poesie, no, l'uomo non è su, l'uomo ha ascoltato due bellissime poesie di Mini Badalin che sono In Paisan e Le Mari, le sue direttamente dalla voce del poeta che si trova in CD e lega al Liber Ivarei. E l'uomo finì la ciacciarada con una poesia probabilmente difficile, una bellissima poesia piemontese che è il Piemontese e Barbatoni, che mescola insieme piemontese, provenzale, italiano, francese, latino, magari anche di lingue, tutte insieme a mescolare in questa poesia che è un jet parole continua, è una roba frizzante, una cosa profonda, una cosa da lesi, da meditare. E tutte queste cose che non dici a sera sono robe cite come tutte robe del Piemontese. Comunque mi la fanno tanti essi e avendo ancora una volta che ringrazio il cuore le persone che sono venute questa sera e la sera prima a ascoltare come una moderna via a parlare del Piemontese.